In questo ESMO 2024 grande spazio alla ricerca italiana. Viene presentato nel Presidential Symposium uno dei più importanti, il Roma Trial, un lavoro promosso dalla Fondazione per la Medicina Personalizzata, completamente italiano e particolarmente importante. Pensate che negli ultimi 5 anni solo 4 studi sono stati presentati, e la gran parte profit, presentati in questa sessione del congresso ESMO. Il professor Paolo Marchetti è il coordinatore del Roma Trial. Professore, di cosa si tratta? Uno studio che è stato reso possibile dalla collaborazione importantissima di 40 centri in Italia che non solo hanno reso disponibili trattamenti innovativi e quindi la partecipazione a questo studio su tutto il territorio nazionale, ma che hanno rappresentato l'anima vera della innovazione in questo trattamento, perché il punto principale del Rome Trial riguarda non solo la profilazione estesa di cui in questi ultimi anni si è molto parlato del tumore, quindi la ricerca di tutte quelle che sono le alterazioni genomiche specifiche all'interno di un tumore, ma tutti questi casi sono stati discussi con l'aiuto proprio di tutti i centri che hanno partecipato in incontri settimanali nei quali venivano valutati con grande attenzione i pro e i contro dell'utilizzazione di specifici trattamenti, mentre negli studi che hanno preceduto, che hanno accompagnato il Rome Trial, la definizione del trattamento avveniva per protocollo, quindi in presenza di una determinata mutazione c'era un determinato farmaco, non veniva discusso nulla. Qui veniva discusso e molto spesso sono stati trovati alternative terapeutiche, sono stati trovati meccanismi di possibile resistenza. Il Rome Trial è presentato dal professor Botticelli, non solo ha raggiunto il suo obiettivo primario con un incremento significativo della percentuale di risposte alla terapia a bersaglio molecolare o all'immunoterapia rispetto alla terapia convenzionale, ma soprattutto in alcuni sottogruppi ha consentito un controllo di malattie estremamente protratto nel tempo. Questo in particolare per quanto ha riguardato l'immunoterapia. Ora ovviamente questo è solamente l'inizio di una lunga serie di lavori che verranno prodotti grazie al sostegno della Fondazione per la Medicina Personalizzata e che consentiranno di analizzare i sottogruppi, che consentiranno di analizzare le peculiarità per fornire ancora una volta informazioni al mondo scientifico su come definire questo nuovo modo di trattare i tumori. Non una traslazione automatica dalla ricerca alla pratica clinica, ma un importante passo avanti in una direzione di trattamenti sempre più personalizzati.